Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo cosa ci riserva questa giornata di giovedì 12 marzo 2020. Prima però di intraprendere l'approfondimento di questi influssi, vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. Questa giornata è governata dal dominio di Giove, dunque abbiamo questo potente dominatore che, come ho già detto altrove in altre pillole, ha un carattere amplificatorio, vale a dire che tende a dilatare, espandere, ingrandire, amplificare appunto tutti gli influssi in positivo e in negativo, senza distinzione. Dunque molto dipenderà dalle costellazioni presenti nel quadrato di nascita di questa giornata, vale a dire le costellazioni che la Luna attraversa in questo giorno, individuare se la giornata sarà più o meno favorevole e in che modalità amplificata, in quali settori. La giornata di oggi diciamo che non è esattamente delle migliori, dunque questa amplificazione di Giove diciamo che sebbene mitighi comunque un po' perché Giove non è mai maligno nelle sue cose, però magari potrà amplificare un po' determinate percezioni e situazioni. Abbiamo una prima costellazione visitata dalla Luna oggi, che è la costellazione Gemelli, che è di doppio fluido, significa dunque che la Luna la attraversa due volte. Allora ci dovremmo aspettare che in questa giornata potremmo essere più furbini, più smaliziati, più dongiovanneschi, che magari cercheremo delle soluzioni eh, anche cercando non necessariamente nella legalità, dunque potrebbe essere appunto che questa giornata ci veda indaffarati a trovare soluzioni anche creative e non sempre pulitissime, diciamo così, per risolvere determinate circostanze. Ehm, Esiste anche un secondo doppio fluido, vale a dire la presenza due volte della costellazione Sagittario. Dunque è possibile che oggi siamo impegnati anche in questioni di natura burocratica o legale e che dunque avremo qualche bega o qualche faccenda, qualche genere di scartoffie da sistemare, da mettere a posto. Forse è da questo che nasce la furberia, perché dovremmo trovare qualche soluzione creativa, così un po' all'ultimo momento per sistemare qualche cosa. È comunque una giornata di occasioni opportunistiche, nel senso che dovremmo essere capaci di cogliere anche i minimi spiragli al volo e girarli al nostro vantaggio. Però è una giornata che prevede qualche piccolo esborso, dunque attenzione e fa già bene che siamo chiusi in casa perché probabilmente se potessimo uscire faremmo qualche danno, perché appunto oltretutto abbiamo questo Giove che amplifica. Ma d'altra parte Giove va un po' a correggere il tiro, si amplifica però è sempre molto benigno, dunque gli esiti sono sicuramente più favorevoli di quanto non sarebbero se il dominatore del giorno fosse un altro oggi. Bene, vi comunque porto attenzione sugli spostamenti perché sia Gemelli che Sagittario parlano di percorrenza, comunque movimenti, soprattutto con i mezzi di trasporto e dunque c'è da prestare attenzione a causa di questa costellazione Scorpione in seconda posizione. Attenti oggi al volante o a causa vostra o a causa d'altri, dunque siate molto vigili. Ehm, per il resto la giornata comunque è dedita anche all'arte in un certo senso e si può dire anche che
è possibile che questa giornata, nonostante appunto le restrizioni, qui è da vedere in che modo, però permetterà dei flirt e dei momenti comunque piacevoli di svago. Oggi per fortuna possiamo dire siamo sostenuti dai social, dalle connessioni e dunque le distanze si accorciano e in fondo ehm, riusciamo a gestire meglio eventualmente la solitudine perché in un attimo siamo connessi con tutto il mondo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, ci ritroviamo sempre su questo canale per le previsioni di venerdì 13 marzo 2020, ovviamente sempre allo stesso orario e sempre qui con me su questo canale. Grazie a tutti e mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie.